zingaro, voglio vivere come te. Sempre bello quando si trovano tutti gli ICP. Sì, ne abbiamo trovati tanti anche in area camper, uno anche qui che ha visto il camper parcheggiato, è venuto dentro al negozio di sport a cattarmi su. È molto molto bella, sì, simpatica sta roba. Ormai non faccio più i video perché sennò insomma risulta anche quasi un po' ossessivo, un po' antipatico, non lo so. Cioè, se mi viene naturale fare il video con qualcuno perché ci esco a fare un giro, allora ok, ci sta, ma sennò ogni volta sta là a riprendere i tu che mi salutano, no, non è carino secondo me, no? Ma la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare invece di l'ICP, tutti sti outlet qua in giro, sconti 50-70%, e porca miseria, cioè è possibile che sconta un giubbottino del Casso 400 euro e un paio di scarpette 200 euro? Porca miseria, cioè anche qua veramente, sarà che io nelle mie zone sono abituato a prezzi molto più bassi, ragazzi, veramente sono rimasto un po' come quella volta in Puglia, no? Con i prezzi alle stelle porca puttana. Una cosa che ho visto, ragazzi, è che praticamente la maggioranza dei tu è tutta, porco cavolo, 6 cassetti verdi, è tutta veneta, tutta nostrana, e quindi, aspetta, merda, ho sbagliato strada, e quindi mi sento più tranquillo quando parlo in dialetto, no? Che è la mia lingua madre, anche perché soprattutto questi veneti lo sanno, ma più che i veneti dalle mie parti, ok? Parlare in dialetto veneto o parlare in italiano cambia tantissimo a livello umoristico, ok, e anche a livello empatico quando affronti certi argomenti. Ci sono certe frasi, diciamo, che non sono per nulla barzellette, però dette alla maniera veneta, in dialetto veneto, veramente fanno ridere, ma se le traduci in italiano non è assolutamente una battuta, hai capito? Per quello a me piace, è istintivo parlare in dialetto, proprio perché al veneto che recepisce il dialetto, il peso di ogni parola, ok, gli arriva tutt'altro, gli arriva una roba bella, simpatica, hai capito? Mamma mia, Italia è una coda pazzesca oggi, pazzesca. Pezzi che davanti è sempre libera, va, per fortuna. Finestrino spalancato e si sta morendo, non solo per l'alito del CP che tu non hai idea, e guarda che ne ho avuti pitbull anche molto anziani, ma non c'è paragone col CP minimamente, proprio una roba ti gira la testa, proprio irrespirabile l'aria. Adesso ha iniziato anche a scorreggiare, non ti dico, devo fermarmi, adesso trovo uno spiazzo, mi fermo perché non ce la faccio più a guidare. Vedi? Perdona le riprese con la GoPro, per carità, a me piace tantissimo spendere, ok? Chi mi conosce lo sa, non spreco ma spendo tantissimo. Proprio forse anche per il discorso non sprecare, devo dire che questi sono i tipi di viaggi che mi piacciono. Cioè sì, ok, muovere il camper, per carità, mi sembra anche miracolato che non consuma niente rispetto agli altri camper, però ciò per stare tipo 8 giorni in un posto e dopo te lo giri tutto bene, a piedi, in bicicletta, allora sì. Sto stupido, Dio caro, vorrei avere un Hammer, non un camper, per fare i frontali con tutti i deficienti che sorpassano, che tra l'altro, guarda, linea anche continua, cioè manco puoi sorpassare, no? E mi stava venendo nel muso teste di pene. E comunque questi sono i giri secondo me piacevoli e intelligenti. Chiaro, tu mi dirai, certo non tutti hanno la fortuna di poterli fare, per carità, è vero, però così vedi, ti muovi, inquini eccetera, e spendi, però hai la possibilità veramente di esplorare bene un bel posto, e allora sì, vale la pena fare 2, 3, 400 km. Mentre il turismo un po' del cacchio è tipo quello che ho fatto io quella volta in Francia, avevo i giorni contati, o nei Balcani, che in 2 mesi e mezzo si è fatto praticamente tutti gli stati dei Balcani. Che viaggio è? Cioè, in 2 mesi e mezzo, cioè, è una roba turistica, non è un viaggio. Cioè, cosa abbia, a parte la fortuna, vabbè, una giornata, 2 là con i pescatori in Serbia o i ragazzi che abbiamo conosciuto a Belgrado, ma per il resto che viaggio è stato, hai capito? È stata una roba turistica, ossia un mordi e fuggi, pertanto quasi è stato un più buttare via gasolio, in quel caso olio di semi, che il viaggio in sé, no? Come fanno tanti che ho visto che partivano dalla Lapponia, da chissà dove, i tedeschi che fanno il giro di tutta l'Europa in un mese. Che senso ha? Cioè, boh,
non lo so. È così come il ponte di Padova, Italia, che senso ha? Cioè, chi quattro strafanti là, chi doghi rigori, cioè, cosa che serve? Dimmi cosa che serve, spiegami. È come le matite dell'Ikea, no? A cosa servono? A cavarle su servono, ok? E quindi queste a cosa servono? A cavar schei così, a vendere progetti e monai, basta. Per fare un ponte, un fiappi decente, ecco, con le palizzate coperte dal legno, no? Anzi sì, per carità, qua in ferro, così in alluminio, quel che l'è, però più coperte dal legno, veniva una roba piccadina. Diga CP. Memo per me, perché adesso sto andando da un cliente a piove di sacco, no? Che è dalle parti di Mirko. E prima di andare a Segusino io ero stato da Mirko, no? A girare i video della DS Tech, delle batterie a 400 A, dei caricabatterie per il generatore, no? E da Mirko, ossia da quei posti là a Segusino, praticamente c'è sta tangenziale infinita che, ok, è vero, da una parte io preferivo i paesini, ma dall'altra, accidenti, ti porta veramente diretto subito a Segusino. Quindi insomma tutto questo per girare la larga, per dire memo per me, memo interno, no? Quando vado a trovare Mirko, step dopo può essere tranquillamente Segusino. Salutiamo tutti gli amici di Padova, territorio urbano videosorvegliato. Che brutta Padova, non mi piace mia tanto Padova, non è bella, cioè vedi, guarda. Tu mi dirai, no, il Duomo là, il Popone, Sant'Antonio, eccetera, ma va che se pia tossicodipendenti, spazzatori che altro là in tondo. Che bello ragazzi, io ovviamente la GoPro l'ho accesa tardi, però guarda, guarda rose, migliaia e stramigliaia di rose lungo tutto sto viale, si chiama Via dei Vivai questa, che porta da Saonara a Padova, perché in questa via bravo, se tutti i vivai, vedi? E ogni rotonda ha pubblicità dei vivai. E ora chi che fa, è giusto qua le Royal Vivai, chi che fa il laghetto, chi che mette, guarda che ancora continua rose, guarda che lavori, guarda che mestieri, che figata. Ovviamente non ho avuto coraggio ad entrarci, ma c'era un campo rom di quelli professionali, cioè quei camper americani, le roulotte americane, quelle che si aprono, i camion, quelli bilici, col camper a bilico, cazzo che figa. Io parcheggerei qua dove c'è questo bellissimo ed illegalissimo cartello. Che palle, adesso sono all'Eurospin, mi serviva altra roba, mi serviva l'acqua e la candeggina, niente, è passata la zingara. Mi scusi, io volevo comprare un camper, ma non sono mai entrata in un camper, io ho chiuso la porta in faccia, vai, corri. I love you like Fontana del Mondo. Vai Sigari!